Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo aver riflettuto su come la famiglia vive i tempi della festa e del lavoro, consideriamo ora il tempo della preghiera. Il lamento più frequente dei cristiani riguarda proprio il tempo. Dovrei pregare di più, vorrei farlo, ma spesso mi manca il tempo. Lo sentiamo continuamente. Il dispiacere è sincero, certamente, perché il cuore umano cerca sempre la preghiera, anche senza saperlo, e se non la trova non ha pace. Ma perché si incontrino bisogna coltivare nel cuore un amore caldo per Dio, un amore affettivo. Possiamo farci una domanda molto semplice. Va bene credere in Dio con tutto il cuore, va bene sperare che ci aiuti nelle difficoltà, va bene sentirsi in dovere di ringraziarlo, tutto giusto, ma vogliamo anche un po' di bene il Signore? Il pensiero di Dio ci commuove, ci stupisce, ci internerisce. Pensiamo alla formulazione del grande comandamento che sostiene tutti gli altri. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le forze. La formula usa il linguaggio intensivo dell'amore, riversandolo in Dio. Ecco lo spirito di preghiera abita anzitutto qui, e si abita qui, abita tutto il tempo e non esce mai. Riusciamo a pensare Dio come la carezza che ci tiene in vita, prima della quale non c'è nulla? Una carezza dalla quale niente, neppure la morte ci può distaccare? Oppure lo pensiamo soltanto come un grande essere, l'Onnipotente, che ha fatto ogni cosa, il giudice che controlla ogni azione? Tutto vero, naturalmente, ma solo quando Dio è l'affetto di tutti i nostri affetti, il significato di queste parole diventa pieno. Allora ci sentiamo felici e anche un po' confusi, perché Lui ci pensa e soprattutto ci ama. Non è impressionante questo? Non è impressionante che Dio ci carezzi con amore di padre? È tanto bello, tanto bello. Poteva semplicemente farsi riconoscere come l'essere supremo, dare i suoi comandamenti e aspettare i risultati. Invece Dio ha fatto e fa infinitamente di più di questo. Ci accompagna nella strada della vita, ci protegge, ci ama. Se l'affetto per Dio non accende il fuoco, lo spirito della preghiera non riscalda il tempo. Possiamo anche moltiplicare le nostre parole, come fanno i pagani, diceva Gesù, oppure anche scrivere i nostri riti, come fanno i farisei. Un cuore abitato dall'affetto per Dio fa diventare preghiera anche un pensiero senza parole, o un'invocazione davanti a un'immagine sacra, o un bacio mandato verso la Chiesa.
È bello quando le mamme insegnano ai figli piccoli a mandare un bacio a Gesù o alla Madonna. Quanta tenerezza è in quello! In quel momento il cuore dei bambini si trasforma in luogo di preghiera ed è un dono dello Spirito Santo. Non dimentichiamo mai di chiedere questo dono per ciascuno di noi, perché lo Spirito Santo ha quel suo modo speciale di dire nei nostri cuori Abaco, cioè Padre, ci insegna a dire Padre proprio come lo diceva Gesù, un modo che non potremo mai trovare da soli. Questo dono dello Spirito è in famiglia, che si impara a chiederlo e a apprezzarlo. Se lo impari con la stessa spontaneità con la quale impari a dire papà e mamma, l'hai imparato per sempre. Quando questo accade, il tempo dell'intera vita familiare viene avvolto nel grembo dell'amore di Dio e cerca spontaneamente il tempo della preghiera. Il tempo della famiglia, lo sappiamo bene, è un tempo complicato, affollato, occupato, preoccupato. È sempre poco, non basta mai, ci sono tante cose da fare. Chi ha una famiglia impara presto a risolvere un'equazione che neppure i grandi matematici sanno risolvere. Dentro le 24 ore ce ne fa stare il doppio. È così, Ci sono mamme e papà che potrebbero vincere il Nobel per questo, In 24 ore fanno 48. Non so come fanno, ma si muovono e fanno. È tanto lavoro in famiglia. Lo spirito della preghiera riconsegna il tempo a Dio, esce dalla ossessione di una vita alla quale manca sempre il tempo, ritrova la pace delle cose necessarie e scopre la gioia dei doni inaspettati. Delle buone guide per questo sono le due sorelle, Marta e Maria, di cui parla il Vangelo che abbiamo sentito. Esse impararono da Dio l'armonia dei ritmi familiari, la bellezza della festa, la serenità del lavoro, lo spirito della preghiera, la visita di Gesù al quale volevano bene era la loro festa. Un giorno però Marta imparò che il lavoro dell'ospitalità più importante non è tutto, ma che ascoltare il Signore come faceva Maria era la cosa veramente essenziale, la parte migliore del tempo. La preghiera sgorga dall'ascolto di Gesù, dalla lettura del Vangelo, non dimenticatevi. Tutti i giorni leggere un passo del Vangelo. La preghiera sgorga dalla confidenza con la parola di Dio. C'è questa confidenza nella nostra famiglia? Abbiamo in casa il Vangelo? Lo apriamo qualche volta per leggerlo assieme? Lo meditiamo recitando il rosario? Il Vangelo letto e meditato in famiglia è come un pane buono che nutre il cuore di tutti. E alla mattina e alla sera e quando ci mettiamo a tavola impariamo a dire assieme una preghiera con molta semplicità
è Gesù che viene tra noi, come andava nella famiglia di Marta, Maria e Lazzaro. Una cosa che ho molto a cuore e che ho visto nelle città, ma ci sono bambini che non hanno imparato a fare il segno della croce. Ma tu, mamma, papà, insegna al bambino a pregare, a fare il segno della croce. E questo è un compito bello delle mamme e dei papà. Nella preghiera della famiglia, nei suoi momenti forti e nei suoi passaggi difficili, siamo affidati gli uni agli altri, perché ognuno di noi in famiglia sia custodito dall'amore di Dio. Grazie.